Accoglie con piacere il gagliardetto della città il sottosegretario al lavoro Roberto Durigon. Leghista della provincia romana, lui è di Latina, è orgoglioso delle sue radici venete legate all'immigrazione e alla faticosa vita delle bonifiche. Ecco perché la prima domanda che facciamo è legata alla nuova immigrazione veneta, quella dei giovani cervelli all'estero. Abbiamo inserito nel bilancio scorso una legge di 70 milioni per aiutare l'inserimento dei giovani eccellenti. Tra i temi trattati con il sindaco Conte certamente l'utilizzo sociale dei percettori del reddito di cittadinanza, che nella Marca non ha al momento un gran riscontro, con tanti trevigiani che sospettano invece l'inevitabile presenza dei furbetti del sussidio. Sui furbetti durante l'iter parlamentare come Lega abbiamo posto alcuni progetti importanti. Queste persone devono percepire questa somma in questo momento di crisi, ma devono avere la sua opportunità di reinserimento sul mondo del lavoro. E parlando infine di occupazione, passi avanti sulla detassazione dei premi di produttività. Spostiamo appunto l'asse delle percentuali della produzione dal 10% al 5%, significa che diamo un incremento in più ai lavoratori e un incentivo in più ai lavoratori per essere più produttivi.